le prospettive politiche di azione del Movimento Azzurro Donna. Ascoltiamo la coordinatrice regionale Maria Antonietta Testone. Come coordinatrice regionale di Azzurro Donna, che è il movimento femminile di Forza Italia, stiamo portando avanti e sto cercando di strutturare una rete completa che sia presente su tutto il territorio. Non è facile riuscire in questo momento a trovare la disponibilità delle donne, però dall'altro lato ci consente da remoto, attraverso le videoconferenze, di aggregare e quindi coinvolgere più persone. Le donne non facilmente amano entrare nel mondo della politica, ma io ritengo che invece il coinvolgimento maggiore di questo aspetto dell'universo femminile sia di fondamentale importanza, ed è anche importante non disperdere quelle che sono state delle donne che comunque si sono impegnate nel corso degli anni nel nostro partito politico. Ad esempio io oggi c'è vicino a me Patrizia Marino, che si è candidata nelle ultime regionali, e quindi questo movimento femminile, oltre ad aggregare, ed è un'intuizione importante che ha avuto il nostro Presidente, ci consente di entrare a pieno titolo nel dibattito politico e ci consente anche comunque di motivare e far sì che donne che si sono spese per le competizioni politiche non vadano disperse e vadano demotivate, ma anzi dobbiamo cercare di aggregare ed essere più solidali e fare un discorso di squadra. Quindi oggi la presenza qua di Patrizia mi riempie, e che è sempre accanto a me e che con cui abbiamo intrapreso anche un percorso di collaborazione, ci consente insieme di fare, spero, un bel lavoro per tutto il territorio della Regione Sicilia.